Atti l'Apostolo, capitolo 16. In Liconia a Paolo, sa greco discepolo di Timoteo. Paolo arriva in da città di Erba e poi all'Istra. In da questa città c'è un discepolo che si chiamava Timoteo. La mamma sua era una femmina giudea, che era diventata cristiana, e il padre suo invece era un greco. Questa era assai apprezzata tutti i cristiani di Istria e Iconio. Paolo volette che partisse insieme con essa, ma prima di partire volette che venisse prima circoncisa perché la crianza di tutti gli ebrei che si trovavano in quella terra, perché tutta la gente sapeva che il padre di Timoteo erano grechi. Passando alla città nata, facevano conoscere tutte quelle cose che avevano fissato l'Apostolo e tutto l'uomo basato in la città di Gerusalemme. E raccomandare a loro e mettere tutto in pratica. E così tutta quella comunità ogni giorno si fortificava in fede e il numero di tutti quelli che credevano cresceva sempre più, giorno per giorno. La visione Paolo ha trovato. Passare per la Frigia, per la terra di tutta la Galazia, perché lo Spirito Santo aveva agnato a loro per recare parole di Dio, in la provincia dell'Asia. Quando arrivavano in la Misia, si indirizzavano in mezzo a terra da Bitinia, ma chi lo Spirito di Gesù non volette che pregasse la parola del Signore là. E così, passando per la terra della Misia, scendettero a trovare. In da nottata Paolo aveva là una visione. Vedette che non era Macedonia, si era messo innanzi a essa e supplicava dicendole: Vieni in da terra della Macedonia e vieni a aiutare. Roppa che avevano avuto questa visione, fissano subito e partì per Macedonia, perché erano sicuri che Dio ci avesse chiamato per ci fare predicare pure la parola del Signore. Paolo in Macedonia. Quando partietto a trovare, ci indirizzavano in mezzo a Samotracia, e giorno appresso in mezzo alla città di Neapoli, e che passavamo in la città di Filippi, che era una colonia romana, era una città prima distretta della Macedonia. Rimanetto in questa città per parecchi giorni. O sabato scettiamo fuori a porta della città, ci mettetimo a camminare vicino al fiume, perché pensavamo che là si facesse una preghiera. E ci aspettavamo vicino a chi lo fiume, e ci mettetimo a parlare con certe femmine che si erano unite là. In mezzo a quelle femmine ci stava pure una che si chiamava Lidia, che accattava e vendeva a porpora, e veniva da città di Tiatira. Questa era una femmina che credeva già in Dio, e il Signore ha aperto subito il cuore suo per far accettare tutte quelle parole di Paolo. Dopo che era stata battezzata insieme con tutta la famiglia sua, ci invitai in casa a loro dicendoci: se voi vi pensate che io potesse essere una buona femmina innanzi a Dio, perché non venite a alloggiare in casa mia? E non ci costa niente dicere sì. A serva. Nato giorno, veramente stiamo tornando in da chi lo pizza la preghiera, si presentò innanzi a noi una figliora che era una schiava. Uno spirito infame si era imbussato di questa e faceva indovinare il futuro e faceva acchittare parecchi denari ai padroni suoi facendolo astrologare. Questa figliolella si mettette a rete a Paolo e a noi. E in ogni pizza dove noi ci fermavamo, cominciava a luccare dicendo: chi st'uomo so serve di Dio Altissimo e vi fanno far conoscere la via che porta in da salvezza. E questo facette per parecchi giorni, sino a quando Paolo, non sopportando più sta cosa, salutai e ricette a chi lo spirito, rindo nome Gesù Cristo, ide come a sciare da questa femmina. E subito chi lo spirito infame, sarà sai in da questa. Paolo e Sila carcerati. Ma quando i padroni suoi si adunarono che per loro sta venuta che la pacchia, e a cucchiare assai denaro, afferrarono a Paolo e Sila, e strisciarono in da chiazza e chiudossero il paese, e portarono innanzi a tutte le cape della città. E facendola comparire innanzi ai giudici dicettene: chi st'uomo stanno facendo arrauta tutta la città nostra, chi se sono ebrei, e stanno predicando usanze che a noi che siamo romani non ne ha consentito accogliere, e tanto meno rimettere in pratica. E stesse tanto, pure che la folla si votò in gola a loro, e tutti i giudici facettene spogliare nure e facettene regne rimazzate, e roppe facettene portare in galera. A chi lo carceriere, comandai ne fa una buona guardia. Chiste, come avete chiesto comando, e buttai in da camarelle più scure, e chi lo carcere, e straniette per loro in dei cip. Mezzanotte Paolo e Sila si mettettero a pregare, cantando inne innanzi a Dio, e tutte le carcerate stavano a sentire. Andra satta, venette un terremoto così forte
che facette tremare tutte le parame di lo carcere. Tanto si spaparanzarono subito le porte e si sciogliettero le catene che tenevano attaccate tutti chi li carcerati. Chi li carcerieri si scetarono ai pressi. E uno, vedendo che tutte le porte stavano spaparanzate, tirai fuori la spada per s'accidere, pensando che tutti i prigionieri si fossero fuggiti là. Ma Paola luccai con tutta la voce che teneva le ricette. Non ti fa male, perché noi stiamo tutti quanti qua. Chi la farai subito una cannella rinda in mano e si butta rinda a quella camarella loro. E tremando di paura, si butta innanzi ai piedi Paolo e Sile. Poi facette una fuori e ricetta a loro. Che già fa pure per essere salvata? Credi in tuo Signore Gesù Cristo, le rispondettero loro, e così sarai salvato tu e tutta la famiglia tua. E subito si mettettero a pregare la parola del Signore a esse e a chi che stavano rinda a casa insieme a questa. Chi si facette mettere da parte, rinda che la stessa ora era nottata, si mettette pure alla vecchiaia loro e si facette battezzare con tutti quelli che stavano insieme a questa. Poi facette trasire rinda a casa sua, apparecchiai a tavola e fui chi ne prezzi perché aveva creduto rinda a Dio, essa e tutta la famiglia sua. Quando schiera a giorno, chi il giudice mannaia e guardia a dicere, liberate a chi st'uomini. Chi lo carceriere facette sapere a Paolo questa notizia dicendole, e il giudice hanno comandato per farlo liberare. Potete perché sta scia a casa e ve ne potete in pace per le fatte vostre. Ma Paolo dicette subito a che li guardi. Ci hanno rignuto e mazzato innanzi a tutta la gente, senza che ci facessero un processo. Eppure noi siamo romani, come a voi. Ci hanno buttato dentro un carcere e molti vogliono farci una scusa? No, questa non è una cosa giusta. Ma venissero loro e non ci portano fuori. E tutte le guardie portano questa notizia a tutti chi li giudice. Chiste, quando si dettono che pure loro erano romani, si cagarono sotto per la paura. Correttero presso e domandavano scusa a loro e poi facevano nascere in chi lo carcere e pregavano che portassero subito in la città. Quando ascettano fuori in chi lo carcere, se ne jettero in casa di Lidia. A due trovarono parecchi frati e roba che avevano spunzonata a rimanere recata in la fede, se ne jettano Allah.